i soldi già destinati alle amministrazioni pubbliche hanno il loro percorso e non si può in questo momento fermare. Certo, oggi i nostri cittadini non pagano le bollette con i fondi del PNRR, ma l'attenzione si è spostata su altri tipi di risorse perché le bollette le devono pagare in questi giorni, il 12 devono mandare i figli a scuola, devono comprare i libri, devono comprare le cartelle, devono accendere i riscaldamenti, quindi è ovvio che il ragionamento corre su due binari. Uno sono i fondi del PNRR che guardano al futuro dei nostri territori, però non dobbiamo perdere di vista il presente. Il presente è fatto da grandi nubi, da grandi problemi, da grandi preoccupazioni per le nostre comunità, e se dovesse servire rivedere qualche aspetto dei fondi del PNRR, non certo quelli già destinati, che ripeto sono già avviati verso la realizzazione dei cantieri, io posso anche essere d'accordo, nel senso che dobbiamo dare una risposta immediata ai nostri cittadini per quanto riguarda il pagamento delle bollette, per quanto riguarda i costi della vita e per quanto riguarda il lavoro.